Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E benvenuti, buona domenica a tutti. Oggi è festa della nostra comunità, festa di Santa Margherita. E diventa per noi il motivo per ringraziare Dio di questa Chiesa, di questa comunità, della possibilità di incontrarci nel nome del Signore. E oggi vogliamo dire grazie a Dio. E oggi il Signore ha qualche cosa da dire proprio a noi, a ciascuno di noi personalmente, ma anche a noi come comunità, come parrocchia. E noi vogliamo metterci in ascolto di quello che il Signore ha da dirci per poter accogliere tutte le sue parole. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo al Signore anche che perdoni tutti i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdono. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme, fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. E disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad essa se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa.
I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore. Vi dicevo che il Signore ha una parola per noi, per aiutarci a vivere bene, per dare qualche indicazione alla nostra vita personale, ma anche a noi come comunità. Abbiamo sentito la pagina del Vangelo. Ci parla della pazienza di Dio. Il Signore ha una pazienza grande e anche quando vede qualche cosa che non va, non è subito pronto a condannare e a castigare, ma aspetta alla fine, al momento opportuno. Il significato della parabola del grano, della zizzania, l'ha spiegato Gesù stesso. Effettivamente c'è nel mondo, c'è anche tra di noi, c'è il bene e il male. Ci sono persone che sono come grano buono, che portano buoni frutti, ma ci può essere anche chi non dà buon frutto, ma come la zizzania, come le erbacce, qualche cosa che impesta, che non è buono, che non produce frutti buoni, che dà soltanto fastidio. A volte ci verrebbe la voglia di dire, se nel nostro paese, nella nostra comunità, attorno a noi, se c'è qualcuno che non si comporta bene, vorremmo soltanto metterlo da parte, cacciarlo via e non vederlo mai più. Eppure il Signore ci dice: impara ad avere pazienza, perché anche io ho pazienza con quella persona. Arriverà il momento del giudizio, il momento in cui ognuno dovrà rispondere del suo modo di fare, del suo modo di vivere. Però non bisogna avere troppa fretta di mandare via nessuno, perché non succeda che venga messo da parte, che non venga considerato, che venga mandato via invece anche qualcuno che sta facendo il bene. Ecco, il Signore mostra la sua pazienza, diceva la prima lettura, è il padrone della forza, è il padrone della potenza, però questa forza la usa con moderazione, con pazienza, al tempo opportuno. A volte noi saremmo molto più sbrigativi. Se uno mi ha trattato male, se uno mi ha fatto un dispetto, lo vorremmo cancellare via dalla nostra vita e non vederlo mai più. Ma il Signore oggi invita anche noi ad avere pazienza, invita anche noi a non essere troppo precipitosi, anche se veramente qualcuno si fosse comportato male. Abbi pazienza, arriverà il momento di mettere a posto le cose,
ma non si sa mai, può sempre cambiare. Ecco, se nell'esempio di Gesù, se un'erba o è grano buono oppure è un'erbaccia, non c'è una via di mezzo. Invece per le persone non sempre è così. Dentro alla stessa persona, anche in ognuno di noi, ci può essere qualche tratto che è buon grano e ci può essere qualche cosa che è un'erbaccia che dà fastidio. Possono stare contemporaneamente anche dentro di noi. A differenza dell'erba, le persone possono cambiare. Uno che, anche se nella sua vita è stato un delinquente, ha trattato male gli altri e ha fatto solo del male, e non si sa mai, può sempre spuntare qualche cosa anche in una persona. E quello è un altro motivo per cui il Signore oggi ci invita a non avere troppa fretta nel mandare via nessuno. Ecco, nella comunità, nella nostra parrocchia, nella Chiesa del Signore c'è posto per tutti, e che non vuol dire che va bene tutto e che ci si può anche comportare male. Nessuno ha il permesso di comportarsi male, ma tutti hanno l'opportunità di far emergere il bene che c'è dentro ciascuno. Anche nella persona peggiore del mondo c'è qualche spazio, qualche angolo di bontà. Se vuole può far crescere quello e mettere da parte la cattiveria. Ecco, questo è il bello di essere al mondo, di avere delle persone anche che si possono fidare di te e che non guardano soltanto agli sbagli che hai fatto, ma guardano anche all'opportunità che puoi avere di migliorare, di cambiare. Ecco, questo vuol dire vivere assieme, vivere come comunità. Mi sembra che il Signore oggi lo indichi a tutti quanti noi. Come comunità, come parrocchia, cerchiamo sempre di accogliere tutti, di dare una possibilità a tutti, di non partire tagliando fuori nessuno, anche se sappiamo che uno è uno che si comporta male, però non si sa mai, può sempre cominciare a fare il bene. Poi ci penserà il Signore a giudicare quando sarà il momento. Ma anche per la nostra vita personale, anche se nella vita sei uno che ha commesso dei peccati, magari anche tanti, magari anche gravi, ma guarda che si può sempre cambiare. Guarda che la tua vita può diventare una vita santa, può diventare una vita per il Signore. Sì che si può cambiare. Con l'aiuto del Signore, con la sua benedizione. Ecco, allora chiediamo al Signore che insegni anche a noi questa sapienza e questa pazienza che Dio ha per tutti, e oggi ci chiede anche a noi di imparare ad avere pazienza, a non condannare nessuno, ma a saper cercare il buono che ci può essere in ogni persona, anche in quelle più difficili. E ringraziamo il Signore invece di quando ci troviamo ad essere noi, ad essere circondati da persone che sono come grano buono, che possono portare buon frutto. Anzi, chiediamo al Signore di poter anche noi essere così, e che il nostro buon frutto possa essere un frutto di amore, di pace, di camminare volentieri assieme agli altri, di sentirci uniti sempre di più tra di noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, che vuole la salvezza di tutti gli uomini chiamandoli a conoscere la verità. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, per la Santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù, in cui crede e in cui spera. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la città in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti noi forza e immaginazione per creare rapporti veramente umani in un mondo dominato dalla fretta e dall'ansia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di comunione nell'amore e diventino il luogo privilegiato di crescita nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le suore di clausura, che nella preghiera e nel lavoro edificano silenziosamente l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, perché siano liete e perseveranti nell'offerta della loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai fratelli nei nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità eucaristica una vera famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta con bontà, o Padre, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Alziamo in piedi. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, la speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per Massimo, Luigina, Orfea, Amos, Esther, Maria, Carlo, Agnese, Giorgio, Giovanni, Adele, i defunti della famiglia Raimondo Antonio, Adelia, Lino, Antonio, Nicola, defunti della famiglia Frattucello, Sandro e defunti della famiglia Marsotto, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri. Fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Avete visto che non siamo passati con i cestini delle offerte prima, in questo periodo però se vogliamo dare un contributo per le spese della Chiesa, ci sono vicino alle porte della Chiesa i cestini con la possibilità di dare il nostro contributo. Come anche in questo periodo c'è bisogno al termine di ogni celebrazione anche che venga ripulita la Chiesa, devono essere lavati tutti i banchi, ci sono alcuni volontari che hanno già dato la disponibilità, se può fermarsi qualche altra persona, chi può, se siamo, più siamo e prima si finisce, di solito ci vuole una decina di minuti, però è necessario per poter mantenere sempre nella pulizia e nella sicurezza anche il nostro incontrarci. Gli altri anni di questa stagione, in questo periodo, si poteva fare la sagra, un po' di festa anche fuori. Quest'anno non è stato possibile fare molte cose. Il minimo che è stato possibile organizzare in sicurezza è questa sera. Allora ci sarà un'altra messa alle 18:30, poi dopo la messa sarà aperto il centro parrocchiale, il nostro patronato, per la possibilità di un aperitivo assieme. E poi alle 9 ci sarà Dario Carturan che presenterà una serata di cabaret, qualcosa di divertente e anche di ricordare un po' la storia del nostro paese e quello che stiamo vivendo. E faremo qui in piazza, avete visto che hanno già preparato il palco. Questo è quello che siamo riusciti ad organizzare quest'anno, però può essere un bel momento per chi ha la possibilità anche questa sera di venire, di ritrovarci assieme anche come comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica a tutti.